Buongiorno da Telefriuli, ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo con una tragedia della strada, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada morendo sul colpo. L'incidente è accaduto questa mattina alle 6 a Farla di Maiano, vittima un 32enne residente a Tarcento. Alex Rocco passa l'acqua. Ancora una tragedia della strada. All'alba di oggi lungo l'ex provinciale 10 a Farla di Maiano. A perdere la vita un ragazzo di 32 anni di Tarcento, Alex Rocco Passalacqua. Il giovane era al volante di una Lancia Y quando, in prossimità del depuratore, lungo la viabilità che porta da Farla a Maiano, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro il guardrail, quindi contro un albero in una scarpata. Il giovane è deceduto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate nell'impatto. A dare l'allarme un automobilista di passaggio che ha notato la vettura distrutta a bordo strada. Ha chiamato il 112 e alla Sores ha inviato immediatamente l'elicottero sanitario con l'equipaggio di un'ambulanza insieme ai carabinieri della radiomobile di Udine e a quelli della stazione di Maiano. Inutili purtroppo i soccorsi. I vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli hanno dato fattivo supporto all'equipe medica per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere contorte della vettura. Ed è morto la scorsa notte Enzo Munini, il 78enne di Udine che era rimasto coinvolto in un incidente accaduto lo scorso 28 luglio in via Cotonificio. Non ce l'ha fatta ed è morto ieri notte all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo giorni e giorni di agonia Enzo Munini, il pensionato udinese di 78 anni che lo scorso 24 luglio, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via del Cotonificio, nel capoluogo friulano a poca distanza dal supermercato Eurospar. Per cause al vaglio dei carabinieri della radiomobile si era scontrato con una moto condotta da un uomo di 38 anni di Udine ed era rovinato malamente sull'asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Era stato trasportato in ospedale d'urgenza con l'ambulanza. Inutili le cure mediche, troppo gravi le ferite che aveva riportato nell'incidente. Ieri notte il decesso. Infortunio sul lavoro per un muratore che questa mattina poco dopo le 9 mentre lavorava in un cantiere in via Mercato Vecchio a Udine è caduto dopo aver perso l'equilibrio da un ponteggio, ha riportato diversi traumi ed è stato portato in ospedale, intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco. Aveva nascosto oltre 400 pastiglie di ecstasy nella lavatrice, l'hanno trovata le Fiamme Gialle di Udine al termine di una perquisizione in una casa di Manzano. Un 24enne e un 30enne residenti a Manzano sono stati sorpresi nelle loro abitazioni con 2,5 etti di ecstasy in polvere e 406 pastiglie di MDMA. Li hanno individuati e arrestati i finanzieri del comando provinciale di Udine per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine era partita dal 24enne cittadino albanese, già noto alle forze dell'ordine, gravato da precedenti di polizia. Le Fiamme Gialle sono intervenute dopo che un corriere aveva consegnato un pacco nell'abitazione del giovane spacciatore. La perquisizione ha portato a rinvenire in un plico 254 grammi di polvere bianca di MDMA, più nota come ecstasy. È allora che sono emersi altri elementi indiziari che hanno consentito di risalire al 30enne italiano, pure lui gravato da precedenti in materia di stupefacenti. La perquisizione domiciliare nei confronti di quest'ultimo ha portato i finanzieri a sequestrare 406 pastiglie di ecstasy insolitamente nascoste all'interno di una lavatrice. I due sono stati portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono con la riunione dei ministri di Università e Ricerca e i lavori del G20 a Trieste. L'alta formazione e le competenze nel digitale, i temi etici come la privacy e l'intelligenza artificiale, open access ai dati della ricerca scientifica, sono questi i punti di discussione nella riunione odierna del G20 su innovazione e trasformazione digitale, giornata conclusiva che poi porterà all'appuntamento del 26 agosto dedicato alle pari opportunità a Santa Margherita Ligure, alla salute a Roma a inizio settembre, agricoltura il 17 e 18 settembre a Firenze e il commercio internazionale di ottobre a Sorrento, prima della riunione plenaria, sempre nella capitale che concluderà la presidenza italiana del G20. Sempre molto rigide le misure di sicurezza nella sede del G20, ovvero il Porto Vecchio di Trieste, dove questa mattina le delegazioni 10 sono state accolte dal ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa.
I lavori si chiuderanno poco prima delle 13, come di consueto è prevista la conferenza stampa della ministra italiana. Una delegazione poi si recherà al sincrotrone per fare una visita all'acceleratore di particelle unico in Italia. La sesta edizione di Festil, festival estivo del litorale, è terminata con un singolare omaggio a Dante Alighieri al Teatro San Giorgio. Per Festil, unico festival di prosa del Friuli Venezia Giulia dedicato alla drammaturgia contemporanea dall'Istria al Friuli, con direzione di Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli e Katia Pegan, la sesta edizione che sta volgendo al termine ha voluto dedicare un omaggio a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte, con debutto in prima nazionale al Teatro San Giorgio di Udine di Dante's Exilium, una storia di confini, profuganze, inferni, di e con Angelo Floramo in dialogo con Gianni Cianchi per letture a cura di Massimo Somaglino. Due appuntamenti ispirati alla leggenda secondo la quale Dante avrebbe attraversato il Friuli Venezia Giulia e sostato all'interno del castello di Tolmino, dove avrebbe composto alcune parti dell'inferno della Divina Commedia. Una sorta di dittico in cui si dipana e rielabora la preziosa matassa di informazioni raccolte durante il processo di ricerca artistica, ma, come rileva la compagnia, nessuno si aspetti di incontrare il poeta Vate, ma il profugo, lo sbanzato, l'errante, colui che a fatica cerca di riemergere dagli inferni personali di Dante, che sono in definitiva anche i nostri. Le affabulazioni di Angelo Floramo si intrecciano con le letture di Massimo Somaglino e le glosse sapienti di Gianni Cianchi in una sorta di discanto la cui cifra è plurale come la materia che viene cantata. La voce del sommo poeta, contaminata e sporcata dalle interferenze del vivere quotidiano, diventa dunque di volta in volta canto o invettiva, incoraggiamento o condanna. Olimpiadi di Tokyo, si ferma alle qualificazioni l'avventura a 5 cerchi, la prima per Alexandra Aggiurgiuculese, la farfalla dell'ASU che era in gara questa mattina nella prova individuale generale di ritmica non è riuscita a ottenere un punteggio sufficiente per entrare nelle prime 10 che sabato disputeranno la finale, tra queste anche l'italiana Baldassarri che quindi tornerà domani in gara. Per la ginnasta il miglior punteggio è arrivato alla palla, più imprecisi invece gli esercizi al cerchio e al nastro. Nel finale ha tentato un recupero alle clavette, ma il 24.150 non è bastato e ha chiuso 15ª. Il Friuli Venezia Giulia chiude per quanto riguarda i propri atleti alle Olimpiadi con un bottino comunque lusinghiero di un oro, quello conquistato da Jonathan Milan, e 2 bronzi con Mara Navarria nella scherma e Mirko Zanni nel sollevamento pesi. Parlando ancora di sport ma di pallavolo, la CDA Volley Talmassons si trasferisce e sceglie, così come accaduto per altre realtà sportive, Lignano. L'accordo è stato presentato ieri a Terrazza Mare. Noi siamo bravi a, penso, cogliere certe opportunità, penso insomma che il turismo è molto cambiato e c'è la necessità oggi di instaurare delle collaborazioni tra i territori per non chiudersi ma aprendosi proprio alle persone e anche appunto a cogliere certe opportunità perché il turismo oggi richiede un'offerta integrata. I turisti non si accontentano di passare la loro vacanza sotto l'ombrellone godendo della spiaggia e del mare, ma ricercano servizi, ricercano momenti di fruizione culturale, sportiva, di intrattenimento. Quindi il fatto di riuscire a instaurare delle collaborazioni con delle eccellenze del nostro territorio penso che porti ad un circolo virtuoso. Talmassons è il più piccolo comune d'Italia che si è aggiudicato una Serie A. E quindi Talmassons è ovviamente un piccolo comune, quindi arrivare qui a Lignano significa è una passerella per il volley, per il movimento del volley. Noi sappiamo che c'è una forte sensibilità per quello che è un'attenzione sullo sport del volley e quindi venire qui a Lignano sicuramente è una vetrina importante sia per noi che anche per la città di Lignano. Le ragazze alloggeranno qui a Lignano anche durante il periodo invernale, quindi anche su un periodo di bassa stagionalità avere qui una squadra di Serie A2 femminile sicuramente coniuga le due realtà comunali come un modello di collaborazione veramente a nostro avviso ottimale. Un sondaggio Ipsos dice che i cittadini del Friuli Venezia Giulia promuovono l'operato del presidente della regione Fedriga.
Gli abitanti della regione promuovono l'operato del governatore e in particolare il modo in cui ha gestito l'emergenza Covid. Risulta positiva più in generale la valutazione sull'azione dell'amministrazione regionale. Il 71% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia ritiene molto o abbastanza efficace l'operato della giunta guidata da Fedriga. Hanno fiducia nel presidente 77 cittadini su 100. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per conto della Regione, che nel mese di luglio ha intervistato 1000 persone residenti in Friuli Venezia Giulia. Il giudizio sull'operato della Giunta è migliorato in 7 mesi di 4 punti, quello del Presidente di 5. Il giudizio dei cittadini della Regione è ancora più positivo in relazione a quanto efficacemente è stata gestita dall'amministrazione l'emergenza Covid. L'operato del governatore è stato molto o abbastanza efficace per l'86% degli intervistati interpellati a luglio, poco o per niente per l'11%. A dicembre 2020 le percentuali erano rispettivamente 74 e 23. I giudizi positivi sono dunque aumentati di 12 punti. Indipendentemente dai sondaggi, mi piacerebbe ricandidarmi, commenta il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. I voti reali, prosegue, saranno però quelli della cabina elettorale. Nell'attesa, i sondaggi sono un'iniezione di fiducia nel continuare un lavoro che rimane complicato. Potremmo aver fatto degli errori, ma l'impegno, conclude, è stato indiscutibile e sempre rivolto ai cittadini. Tra poco l'appuntamento con A Voi la linea, con il TG ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buona giornata, arrivederci.